È venerdì 4 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Come sempre cominciamo con le notizie, con la cronaca. Andiamo a Messina, una città intera si è stretta attorno ai familiari di Sara Campanella. Ieri sera una lunga fiaccolata in memoria della studentessa uccisa, oltre 5.000 persone, studenti, donne, uomini, per dire no al femminicidio. Un lungo corteo di 5.000 luci, 5.000 cuori che si sono stretti a quelli dei familiari di Sara Campanella, per Messina, per il mondo universitario di cui faceva parte, per la città che viveva ormai da 2 anni e che stava iniziando a sentire come una seconda casa. Quella di ieri è stata una sera piena di commozione. Il ricordo, la memoria della studentessa vittima di femminicidio sta tutto nell'abbraccio che quella marea umana ha dato simbolicamente a Cetti Zaccaria, la madre di Sara, al padre Alex, al fratello Claudio. Silenzio, applausi e rumore delle chiavi. Così Messina ha reagito alla fiaccolata promossa dall'università in sinergia con tutte le istituzioni. Poche parole da parte della mamma Cetti. Grazie, diamo voce a Sara, dice. L'applauso scrosciante è il modo per farle sentire la vicinanza. Nel piazzale del rettorato, prima donne, studenti e professori che assieme al sindaco Federico Basia e alla rettrice Giovanna Spadaro hanno voluto dare la mano, sorreggere una madre che vive un dolore inaccettabile. Hanno parlato gli studenti, una ha ricordato le 11 vittime di femminicidio dal 2015. Giulia, Lorena, Ilaria, Sara sono i nomi che risuonavano. Perché non succeda mai più, dicono, perché non si debba più avere paura di vivere. L'università ha già deliberato la laurea a Sara, il sindaco Basile ha annunciato che le verrà dedicato un luogo, perché Sara il suo no lo aveva detto, lo aveva registrato, i rifiuti erano continui e Stefano Argentino continuava a tartassarla prima di ucciderla a 22 anni. Io non ho tempo da perdere, te lo dico ora, non voglio nulla con te. Dopo un anno spero di essere stata chiara, sono le parole precise, ferme di Sara. Pensava che quelle parole bastassero, ma così non è stato. Lo aveva confessato alle amiche, i cui racconti agli inquirenti sono stati fondamentali per l'arresto del 27enne, ma non ai familiari, che non sapevano nulla di quanto stava vivendo. Emanuela, subito dai quotidiani, questa ma anche altre notizie legate proprio a questo femminicidio. Sì, parto da Repubblica, proprio dagli audio che sono stati trovati sul telefonino di Sara. Gli inquirenti stanno naturalmente controllando i cellulari sia della vittima sia del suo carnefice. Mi segui da un anno, smettila, gli audio di Sara appunto al suo carnefice Stefano Argentino, che vediamo in questa foto, è in carcere appunto per questo femminicidio. Le registrazioni girate alle amiche, il fratello dice: se lo avessi saputo non sarebbe finita così. E poi laurea alla memoria dall'Ateneo. Ancora per quanto riguarda questi audio che sono stati appunto trovati e ascoltati, l'ultima volta ti ho detto di lasciarmi in pace, ma vedo che ancora non l'hai capito. Questo diceva la ragazza al suo molestatore. Non voglio nulla da te, spero di essere stata chiara, torna a casa tua e finiscila di pedinarmi. Andiamo a vedere anche la pagina della Gazzetta del Sud e vediamo altre notizie su questo femminicidio. Intanto è stata sequestrata la casa di Messina di Stefano Argentino, sarà esaminata dai carabinieri del RIS, e l'appartamento che occupava in città il 27enne, che ricordiamo è originario di Noto, si trova adesso in carcere a Gazzi, da solo in una cella, viene guardato a vista. Oggi l'incarico per l'autopsia sulla vittima. E poi qui vediamo appunto le manifestazioni, la gente in piazza, soprattutto i ragazzi, gli studenti universitari che sono scesi in strada per protestare anche contro questa continua appunto escalation di violenze sulle donne. E poi in questo striscione c'è una frase che proprio lei aveva scritto sui social: mi amo troppo per stare con chiunque. Laurea alla memoria, dicevamo, lo ha annunciato il rettore dell'Università di Messina. I funerali invece si terranno lunedì. E ancora andiamo a vedere appunto le immagini di questa manifestazione di ieri nella città dello Stretto. Sara è con noi, ringrazio tutti, queste le parole della madre straziata dal dolore. Messina sta
con la sua famiglia. E poi la disperazione del fratello non deve essere dimenticata, lotteremo per darle giustizia. La disperazione di Claudio, si chiama così la nostra vita. È finita. Vediamo anche Repubblica Palermo, Messina chiede giustizia per Sara, la madre le avete dato voce, vediamo qui appunto la folla in strada per questa ragazza che si è unita al dolore della famiglia. Andiamo a vedere anche la Sicilia, a Messina migliaia di fiaccole per Sara e per tutte le vittime. La fuga dell'assassino, intanto per quanto riguarda le indagini ancora da ricostruire, spunta un audio della studentessa a Stefano che già abbiamo visto, abbiamo letto. Poi c'è una riflessione interessante sulla prima pagina della Verità, quindi vediamo anche i quotidiani nazionali, anticipiamo un po' la rassegna stampa, la seconda parte della nostra rassegna stampa. Lo vediamo nel taglio basso: i ragazzi assassini figli della società egocentrica. Parlare ancora di patriarcato è fare depistaggio, perché non sempre dietro un'azione violenta, dietro appunto un femminicidio, poi c'è una cultura patriarcale, soprattutto quando si tratta di ragazzi giovani che hanno strumenti anche diversi per potersi relazionare con, in questo caso, con il mondo femminile. Grazie Emanuela, ma noi restiamo in qualche modo a parlare sempre di un tema che è legato alle violenze che non solo soltanto fisiche ma anche psicologiche nei confronti delle donne. Un 17enne nisseno è stato arrestato a San Cataldo per il reato di stalking. Avrebbe perseguitato l'ex fidanzata con messaggi, scritte sui muri, fiori a scuola e continui pedinamenti. Vediamo, sentiamo il servizio. Non si rassegnava alla fine della storia con la sua ex e per questo motivo avrebbe cominciato a perseguitarla incessantemente. Protagonista un giovane nisseno di 17 anni che è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di San Cataldo in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare messa dalla procura dei minorenni per i reati di stalking e minacce aggravate. Vittima la sua ex fidanzatina, anche lei minorenne, residente a San Cataldo. Secondo quanto ricostruito sulla base della denuncia presentata dalla vittima e sentite varie testimonianze, il 17enne, che non accettava la fine della storia d'amore con la ragazza, ha cominciato a tempestarla di chiamate anche con numeri anonimi e messaggi inviati giorno e notte. Il giovane chiamava con insistenza anche i compagni di classe della ragazzina per sapere dove si trovasse e in un'occasione le aveva fatto recapitare un mazzo di fiori a scuola. Allo stesso tempo però avrebbe continuato a inviare messaggi in cui scriveva che se si fosse suicidato sarebbe stato solo colpa della ragazza e altri con insulti di ogni tipo. Il 17enne l'aveva seguita all'uscita della scuola e alla fermata degli autobus e dopo averle strappato il cellulare le aveva imposto anche di sedersi all'interno della villa comunale con lei. Infine aveva imbrattato un muro cittadino con scritte dedicate alla vittima. La ragazzina, ormai spaventata e in preda all'ansia per il ripetersi quotidiano di questi atteggiamenti, ha deciso di sporgere denuncia. Sempre nel Nisseno, a Milena, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 70 anni che aveva inseguito la moglie minacciandola di morte con un coltello. All'uomo sono state sequestrate diverse armi, compreso un fucile semiautomatico calibro 9. E allora torniamo di nuovo da Emanuela Corsi perché, come dicevo prima, ci sono diversi modi di fare violenza. Questa, in questo caso, nel caso specifico, si tratta di violenza psicologica e non solo, e poi anche l'uomo grande, 77enne, che ha minacciato la moglie. Perseguitare una persona è sempre una forma di violenza. La violenza psicologica comunque lascia dei traumi non indifferenti, ma poi, come abbiamo visto nei casi appunto di femminicidio, spesso prima c'era una violenza psicologica che veniva esercitata appunto sulla vittima. Nella stessa pagina della Sicilia, dove si parla naturalmente di Sara, quindi a pagina 6, vediamo anche questi due casi che arrivano dal Nisseno. Spendi troppo, il marito arrestato, l'uomo appunto di 77 anni, un pensionato che ha impugnato un coltello con una lama lunga 20 centimetri, prima ha minacciato la donna, la moglie, e poi ha tentato di colpirla, e poi questo stalker già a 17 anni appunto, che si è reso protagonista di questa storia di cronaca nonostante la giovanissima età.
Sì, adesso invece parliamo di sanità, altro tema piuttosto caldo in questi giorni, non solo i ritardi negli esami, nei referti diciamo, degli esami istologici a Trapani, la sanità siciliana continua ad essere nella bufera, a Palermo 2 primari sono stati sospesi per avere, secondo l'accusa, preso delle mazzette. I provvedimenti poi sono stati anche diciamo, consegnati e sono stati diciamo, girati anche ai funzionari amministrativi, ai imprenditori che si occupavano di fornire materiale diciamo, sanitario. Ma vediamo questa storia in questo servizio. C'è una nuova inchiesta sulla sanità siciliana che adombra lo spettro di tangenti dietro le forniture ad almeno 2 grandi reparti ospedalieri di Palermo. La squadra mobile su delega della Procura ha notificato una serie di misure cautelari e interdittive a 2 medici, Giuseppe Migliore, 50 anni, cardiochirurgo dell'ospedale Villa Sofia, e Francesco Talarico, 70, chirurgo vascolare emodinamista, oggi in pensione ma con una consulenza all'ospedale civico. Avrebbero preso mazzette da 2 imprenditori nel settore delle forniture sanitarie per indirizzare verso i loro prodotti gli acquisti. Giovanni e Carmen Sorrentino, di 56 e 52 anni, anche loro destinatari della sospensione dall'attività. Il tramite sarebbe stato il funzionario amministrativo del civico Giuseppe Salamone, di 61 anni. Per il medico Talarico, i 2 imprenditori e il funzionario amministrativo, il GIP ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Talarico, come al collega Migliore e al funzionario amministrativo, è stata imposta la sospensione dai pubblici uffici. Per gli imprenditori il GIP ha deciso invece il divieto di ricoprire ruoli direttivi e di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno. Ci sarebbe stato un patto corruttivo fra gli imprenditori, il funzionario amministrativo e i 2 medici su gare per la fornitura delle aziende sanitarie negli ospedali della Sicilia occidentale. La vicenda è nota da inizio marzo e i PM avevano chiesto l'arresto, ma dopo aver ascoltato gli indagati il GIP ha deciso per misure più blande. E vediamo adesso anche quest'altra storia che in qualche modo diciamo, non mette in buona luce, anzi tutt'altro la sanità siciliana. No, che tra l'altro già per fare una battuta non gode di buona salute da parecchio tempo a questa parte. Quindi un'altra tegola, vediamo sulla Sicilia l'inchiesta appunto su queste forniture a Palermo, corruzione nella sanità, sospesi medici, funzionari e imprenditori, e infatti l'articolo inizia: ancora uno scandalo nella sanità siciliana con le mazzette per le forniture sanitarie. E poi andiamo a vedere il giornale di Sicilia, che apre con questo tema e scrive proprio sanità siciliana, quindi in generale sotto accusa corruzione e appalti pilotati. L'inchiesta di Palermo getta nuove ombre. E adesso invece andiamo a Roma, perché è saltata quello che era il tavolo previsto al Ministero sulla vicenda ST, sulla vertenza ST. Non c'erano i ministri Urso e Giorgetti, che hanno dovuto partecipare ad un Consiglio dei Ministri straordinario, e quindi i lavoratori sono stati lasciati praticamente senza essere ricevuti. Un nuovo vertice è stato fissato per il 10 aprile, ma c'è tanta rabbia anche da parte dei sindacati. Chiedono risposte e lo gridano per strada sotto la sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy i lavoratori della ST Microelectronics riuniti a Roma per il vertice che doveva svolgersi a Palazzo Piacentini alla presenza dell'azienda e dei ministri Urso, del Mimit e Giorgetti dell'Economia, vertice che però è stato rinviato al 10 aprile a causa di un Consiglio dei Ministri urgente a cui 2 membri del governo hanno dovuto partecipare. Insomma, i dazi del presidente Trump, questo è il tema della seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri, creano già i primi problemi a farne le spese. Non solo incidentalmente sono stati gli operai metalmeccanici della ST, che aspettano di conoscere il piano industriale dell'azienda e il futuro occupazionale degli oltre 13.000 dipendenti in tutta Italia, 5.400 solo a Catania. Rabbia ma fermezza dei sindacati nel chiedere impegni precisi nell'incontro che si è tenuto con la sola azienda, alla presenza del sottosegretario Bergamotto, in attesa del vertice di giorno 10. Capiremo appunto il piano industriale e soprattutto che questo che lo stesso possa avere su risvolti sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista di sviluppo industriale. Ovviamente abbiamo chiesto all'azienda che questa rimanga e sia l'unica sede su cui dare delle informazioni.
Un'occasione sprecata e un'assenza istituzionale che pesa come un macigno, dice la CGIL. ST è un'azienda strategica per il futuro industriale del paese e non può pensare di ridurre il perimetro occupazionale mentre riceve ingenti risorse pubbliche, dice Carmelo De Caudo. Ci aspettiamo risposte concrete il 10 aprile, gli fa eco la Wilm. Il governo deve dare delle risposte precise su quanti investimenti verranno fatti. Replica al question time dalla Camera il senatore Magni. Emanuela, torniamo da te. Sì, la Sicilia parla di incontro improduttivo naturalmente perché è saltato l'incontro con i ministri ST ieri a Roma, appunto un incontro improduttivo. I sindacati FIM, CISL e FISMIC, preso atto dell'assenza del ministro Urso, pretendono di incontrare adesso i vertici aziendali. Il nuovo tavolo è stato fissato per il 10 aprile, qui vediamo appunto i manifestanti in via Molise a Roma, la sede del Mimit. Erano un centinaio di lavoratori circa appunto dello stabilimento di ST Microelectronics della zona industriale di Catania, ma per l'assenza, come abbiamo sentito anche nel servizio, del ministro del Made in Italy Urso e dell'economia Giorgetti, insomma questo incontro è stato posticipato Al 10 di aprile. Ok. Grazie Emanuela. Torniamo da te fra poco perché parliamo di dazi adesso. Quelli imposti dal governo americano mettono a rischio il settore agroalimentare siciliano. Olio e vino pagheranno il prezzo più alto, abbiamo sentito il presidente di Coldiretti. I dazi al 20% su tutti i prodotti agroalimentari made in Italy porteranno a un rincaro da 1,6 miliardi per i consumatori americani, con un calo delle vendite che danneggerà le imprese italiane, oltre a incrementare il fenomeno dell'Italian sounding. Le prime stime sono di Coldiretti. Svimez, che studia lo sviluppo del Mezzogiorno, ha calcolato che essere penalizzata potrebbe essere una fetta consistente dell'export agroalimentare, in particolare uno dei prodotti simbolo del made in Italy, il vino. Ovviamente una bottiglia di vino venduta oggi da un'azienda siciliana negli Stati Uniti, prezzo di partenza diciamo intorno ai 10 euro, finisce sulle tavole della ristorazione intorno ai $50. Questo ovviamente oggi ha questo posizionamento, domani avrà un posizionamento che verrà aumentato del 20%, che produrrà ovviamente anche un salto di target sul consumo, quindi è immaginabile ovviamente una contrazione dei consumi. Al calo delle vendite va poi aggiunto il danno in termini di deprezzamento delle produzioni da calcolare filiera per filiera, legato all'eccesso di offerta senza sbocchi in altri mercati. Penso a nuove risorse per l'internazionalizzazione. Non esistono solo gli Stati Uniti, per quanto sia un mercato importante, il secondo per importanza a livello globale, ma noi dobbiamo cercare di conquistare altri mercati. Occorre adesso lavorare a una soluzione diplomatica, secondo il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che venga portata avanti in sede europea. L'unità di tutti e 27 gli Stati membri e delegare in questo momento storico il commissario al commercio come unico interlocutore nella trattativa con gli Stati Uniti sia il percorso corretto da dover perseguire. Coldiretti, oggi a Catania, con la manifestazione Insieme per l'Ascolto, sta incontrando in tutta Italia gli agricoltori per ascoltare le istanze dei territori. Emanuela, di nuovo ai quotidiani regionali. Sì, oggi già anticipo che il tema sarà appunto i dazi per quanto riguarda la rassegna stampa, ma intanto vediamo Repubblica Palermo, effetto dazi sulla Sicilia, 700 posti a rischio, l'export in calo del 5,9%, buco da 74 milioni, questo per quanto riguarda le cifre. Il danno maggiore probabilmente verrà risentito per i vini e per la chimica, e poi gli industriali che intanto provano a guardare oltre e a puntare sui mercati di Asia e Africa. Vediamo anche sulla Sicilia, a proposito di questo, l'export alternativo, appunto Augusta come Shanghai del Mediterraneo, sviluppo attorno al porto asse con l'Asia. In Sicilia il mercato degli Stati Uniti pesa 700 milioni. Andiamo a vedere altre prime pagine prima di chiudere, e allora vediamo la Gazzetta del Sud. Intanto nel taglio alto tutti per Sara, appunto la manifestazione di ieri nella città
E ancora andiamo a vedere l'ultima prima pagina, il giornale di Sicilia, dicevamo con la sanità in primo piano, ma c'è anche questa notizia. Ieri udienza per quanto riguarda la strage di Altavilla Milicia, sono stati sentiti il maresciallo dei Carabinieri che entrò appunto nella casa dell'orrore e dice non dimenticherò mai il volto del bambino ucciso. Insomma, una drammatica testimonianza su questa tragica vicenda appunto del palermitano. Grazie Emanuela. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo ad Enna con il sovrintendente Dario Martello. Buongiorno. Salve, buongiorno. Grazie sempre per lo spazio che ci riservate la mattina. Sì, Sente? Abbiamo un problema con il collegamento video, vediamo di poter recuperare anche il video. Nel frattempo chiedo alla regia eventualmente di anticipare quella che è la situazione viabilità su Catania, mostrare la telecamera, la vedo già sui monitor di servizio, adesso anche voi potete osservare quella situazione traffico, via Vincenzo Giuffrida, auto ferme ai semafori pedonali al momento, ma il traffico sembra comunque in linea con tutto quello che è, diciamo, tutte le altre giornate. L'ora di punta chiaramente porta moltissimi automobilisti a percorrere le strade delle nostre città, delle città siciliane. E adesso invece vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, altrimenti facciamo una breve sosta e ci ritroviamo in apertura di seconda parte con il collegamento con la polizia stradale. Adesso mi pare di vedere in bassa frequenza per l'appunto il dottore Dario Martello, vediamo di sentirlo e di vederlo. Buongiorno dottore Martello, ce l'abbiamo fatta. Sì, salve, buongiorno. Grazie sempre per lo spazio che ci riservate la mattina al vostro appuntamento mattutino. Cominciamo con quello che è la situazione traffico sul tratto della Sicilia orientale. Allora, abbiamo sulla 18 Messina-Catania, causa i lavori, si segnala la chiusura dello svincolo di Taormina la direzione Catania dalle ore 24 del 12/4 del 2025. Causa cantiere stradale si segnalano code presso lo svincolo dei cereali in direzione Catania. Sulla A18 DIR, sarebbe il tratto di strada che collega San Gregorio con Catania, di Vincenzo Giuffrida, le solite code mattutine dovute al traffico intenso. Stessa cosa per quanto riguarda la tangenziale di Catania, dallo svincolo di Catania Centro fino alla zona industriale, solito traffico mattutino dovuto al traffico ovviamente delle persone che si attingono ad andare al lavoro. Per quanto riguarda la 19, persiste la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere Enna rimane sempre lo svincolo di Mulinello e di Taino. Si segnala sempre la chiusura della rampa di emissione dello svincolo di Caltanissetta direzione Catania. Per quanto riguarda la SS 121, il tratto che collega Catania con Paternò, segnaliamo un particolare traffico intenso da Paternò in direzione Catania. Sulla 192 persistono i lavori di demolizione della parete superficiale del ponte di Taino lungo la 192. Lì vi troverete la segnaletica stradale apposta all'ente proprietario della strada che vi indicherà il percorso alternativo sulla A19 fino allo svincolo successivo di Catena Nuova, direzione Catania e viceversa direzione Enna. Per oggi non abbiamo altre particolari segnalazioni da farvi. Vi ricordiamo sempre, cerchiamo di sensibilizzare sempre gli utenti sulle norme di comportamento che vi ricordo che sono state inasprite dal 14 dicembre 2024. Però cerchiamo sempre di sensibilizzare gli utenti non alla mera sanzione, che è quella che può essere il codice della strada, ma quelle che potrebbero essere delle possibili conseguenze. Ok, quindi non pensiamo solo al classico verbale, che fra parentesi è anche una grande sconfitta, perché non dovrebbe neanche esistere il verbale. Pensiamo a quelle che potrebbero essere le conseguenze, specialmente per quanto riguarda le norme di comportamento. Principale fra tutte l'uso del telefonino. Purtroppo quei 3 secondi che ci distraggono per guardare il messaggio o quant'altro
causa parecchi incidenti, perché comunque quella distrazione durante quel percorso il veicolo percorre 100-200 metri in autostrada quando abbassiamo lo sguardo anche per 3 secondi, e in quei metri può capitare di tutto. Quindi cerchiamo di sensibilizzare gli utenti, massima attenzione, massimo responsabilità sulla strada nel rispetto delle regole, nel rispetto di noi e degli altri. Con questo vi auguro una buona giornata e grazie sempre per lo spazio che ci riservate il mattino. Una buona giornata a tutti. Grazie al dottore Mirko Zalfina dalla Polstrad di compartimento Sicilia Orientale per l'appunto, per queste preziose informazioni e per i consigli. Ci fermiamo, adesso la prima sosta, dopo torniamo ai quotidiani, quelli nazionali, con Emanuela Corsi. Adesso i quotidiani nazionali, Emanuela. Sì, come anticipato parliamo oggi di dazi perché ci sono i primi effetti della politica commerciale di Trump, crollano le borse, lo vediamo sul Sole 24 Ore, Wall Street ha bruciato 2.000 miliardi, borse, e quindi questo è il titolo, borse europee a picco, quindi anche in Europa naturalmente si sentono le conseguenze pesanti, in calo di oltre il 3% Milano, Parigi e Francoforte, petrolio in picchiata, meno 7%, scivola anche il dollaro e precipitano i titoli delle big tech americane. È un bel regalo, no? È stato un ottimo regalo. Andiamo a vedere anche il Corriere della Sera, ecco qui il titolo Dazi, primo effetto, appunto borse a picco, un po' il titolo che hanno riportato tutti i quotidiani in apertura, bruciati 2 miliardi e 500 mila dollari, Trump fidatevi di me, dice Meloni, un errore ma non è la catastrofe, le controtariffe dell'Unione Europea dovrebbero essere applicate dal 15 aprile, Piazza Affari intanto chiude a meno 3,6%, von der Leyen gravi conseguenze per milioni di persone, Macron dice stop agli investimenti negli Stati Uniti, che poi è un po' quello che vorrebbe Trump, perché Trump dice se noi dobbiamo importare i vostri prodotti li importiamo però con delle tasse aggiuntive, se no venite ad investire direttamente nel nostro paese e quindi non pagherete tasse su quello che producete. Questa insomma è la sintesi della sua manovra. Vertice intanto ieri a Palazzo Chigi, come abbiamo visto, un vertice urgente perché l'Italia che prima manteneva un atteggiamento prudente anche nei confronti degli Stati Uniti adesso comunque deve prendere una posizione, deve capire da che parte stare, anche perché l'Italia è uno dei paesi sicuramente più colpiti da questi dazi e lo vediamo all'interno. Meno male che la Meloni è amica di Trump. È amica di Trump, però insomma forse adesso deve mettere un po' da parte l'amicizia e deve un attimo pensare a quello che è il futuro economico del paese, soprattutto di tante imprese. Andiamo a vedere a pagina 11 quali sono i prodotti made in Italy più colpiti. Intanto in primo luogo c'è la pasta al 50%, poi l'olio d'oliva, il formaggio, il parmigiano, per esempio ieri leggevo che il parmigiano passerà da 15 euro a quasi 50 euro, quindi questo più o meno è l'effetto. Poi salse come pomodoro, sugo, pesto e via dicendo, il vino al 33%, la pizza naturalmente, paste e dolci, i classici dolci italiani, tiramisù, cannoli che sono tanto amati in America, poi anche carne e affettati, il caffè, prodotti per la cura della persona, liquori e alcolici e poi altro il 5%. Ma intanto andiamo a vedere, questa è una cosa un po' bizzarra. Come è stato fatto questo calcolo dei dazi? La formula del deficit è lo sconto, i calcoli bizzarri per stabilire i dazi. Parla Monacelli della Bocconi che dice molta propaganda e poca logica economica perché così saliranno tassi e inflazione. Ti faccio vedere. Cos'è la formula? Cos'è la formula? Angelo, io qui sinceramente non neanche mi addentro, però vabbè, leggiamo un attimo la didascalia che forse capiamo un po' meglio. Allora, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha calcolato i dazi annunciati appunto mercoledì sera con l'obiettivo di tassare e penalizzare merci importate applicando una formula che è questa, tanto semplice,
Oddio, questo magari lo lasciamo dire agli altri. La variabile, poi adesso T non so cosa stia a significare. Te lo spiego subito io naturalmente. Allora, tutto parte dal deficit commerciale degli Stati Uniti tra la differenza tra merci importate ed esportate verso i singoli paesi. Il deficit viene diviso per il totale delle importazioni e il risultato diviso per 2, quindi una specie di sconto, così si ricava l'aliquota del dazio. E andiamo a vedere appunto queste aliquote, che poi è il famoso cartellone che aveva Trump quando ha annunciato la sua politica, con tutti questo elenco di nomi di paesi e accanto le percentuali. Appunto. Capire quanto siano reali poi questi dati rispetto a quello che è la realtà. Beh, diciamo, secondo gli economisti forse appunto parlano di poca logica economica e soprattutto di effetti anche abbastanza devastanti, ma soprattutto anche per gli Stati Uniti, anche se Trump diciamo che è sereno da questo punto di vista. Lui. Dice vabbè, abbiamo messo in conto anche che potrebbe esserci la recessione, è una prima fase, ma lui parla di Liberation Day, quindi di liberazione per quanto riguarda appunto queste politiche con l'estero. Andiamo a vedere un'altra pagina, macchine, lusso, alimentari, la crescita frenata dello 0,6%, chi pagherà il conto più alto delle barriere al mercato, le incertezze delle imprese naturalmente sulle modalità di applicazione poi del prelievo. Andiamo a vedere invece gli altri giornali con i titoli. dazi affonda Wall Street, tutte le borse in rosso, il Nasdaq a meno 5,9, giù petrolio e dollaro, bruciati 2.000 miliardi. Trump chiede fiducia, ecco, vedi, lui è fiducioso perché dice ci sarà un boom, a parte insomma questa prima fase che ha avuto una battuta d'arresto. Il boom sarà negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, certo, chiaramente lui parla della sua economia. Linea dura di Macron, ma l'Unione Europea vuole trattare perché insomma secondo Trump gli americani hanno subito troppo questi accordi con l'estero, quindi queste merci importate a detrimento naturalmente poi di quello che era il prodotto interno, quello che appunto made in USA. Il Riformista, è carino questo titolo, serve un'Europa con i controdazi. Ecco, devo dire che da qualche giorno ci sono dei titoli particolari. Sì, si stanno scatenando i quotidiani. Anche questo è molto bello del Tempo. Il Tempo che gioca spesso con i titoli, la trampesta perfetta, e qui vediamo da una parte Trump con una faccia anche abbastanza buffa, dall'altra invece ci sono Meloni e von der Leyen visibilmente preoccupate con un soprattutto non salvagente, stanno rischiando di annegare. No? Esattamente. Italia Oggi, i controdazi Unione Europea tra un mese, il Fatto Quotidiano a proposito appunto di Europa, dazi cosa vuole Trump e che deve fare appunto l'Europa. Donald mira a riportare negli Stati Uniti la manifattura. E poi la Repubblica, i dazi che travolgono le borse, come abbiamo visto. Vediamo, non so quanto tempo abbiamo ancora, Angelo. 30 secondi. 30 secondi? Ce la faremo. La Stampa, i dazi bruciano 2.500 miliardi, ma non si parla naturalmente soltanto di questo sulle prime pagine. Qui vediamo per esempio nel taglio centrale J-Ax oggi intervistato da La Stampa, e poi invece su Avvenire un altro tema, il sinodo dei vescovi, sinodo permanente, l'assemblea sinodale sarà riconvocata, slitta da maggio a novembre anche la riunione dei vescovi, serve più tempo per dare forza al cambiamento, il documento finale verrà riscritto e posto in votazione il 25 ottobre, parla Zuppi e dice è segno del dinamismo di una Chiesa viva. Penso che ci dobbiamo fermare qui. Sì, grazie Emanuela. Adesso vediamo le previsioni meteo e poi torniamo in studio con i primi ospiti della mattinata. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì prevalgono condizioni stabili e soleggiate sull'Italia. Soltanto al sud avremo ancora un po' di variabilità per la presenza di correnti da est che porteranno qualche annuvolamento e qualche piovasco sulla dorsale meridionale. In Sicilia la giornata sarà in prevalenza asciutta e soleggiata, ma anche qui avremo la possibilità dello sviluppo di qualche annuvolamento nelle aree interne montuose al pomeriggio associato a locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime
intorno ai 18-20 gradi, ventilazione generalmente debole. Per quanto riguarda la giornata successiva, sabato avremo ancora condizioni abbastanza buone sulla Sicilia, qualche nuvola sparsa, ma in un contesto ancora in prevalenza asciutto. La ventilazione si mantiene debole, le temperature stazionarie con valori diurni compresi tra 17 e 20 gradi su gran parte delle località dell'isola. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree? L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Rieccoci di nuovo insieme, buongiorno a Salvo Cacciola. Buongiorno. Stamattina nelle vesti di presidente di bioagricoltura sociale, eccolo qua. Allora, parleremo fra non molto di quella che è questa iniziativa delle porte aperte delle biofattorie. Vorrei soltanto aprire il collegamento con Siracusa, così abbiamo anche la possibilità di poter interagire. Andiamo a Siracusa, dove c'è Francesco Aloi. Buongiorno Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo in territorio di Noto, tra Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide, a circa 30 km da Siracusa. E con te c'è un ospite che è Giorgio Nichele, che è responsabile EOSE Didattica Frutti degli Iblei. Fra poco arriviamo. Buongiorno, arriviamo anche da voi. Comincio dallo studio con Salvo Cacciola, una bella iniziativa, è stata già in qualche modo illustrata, c'è stata una sorta di diretta illustrata anche su Facebook, avete presentato quello che è il vostro progetto, che andrà avanti a partire da oggi sino a domenica. Sono tante le regioni che partecipano, ma sono tantissime le aziende, 42 su tutto il territorio nazionale. Con una prevalenza siciliana peraltro. Noi non siamo nuovi, diciamo, durante la conferenza stampa, porte aperte, ma in realtà le porte aperte dell'agricoltura sociale sono aperte tutto l'anno. Però in questi 3 giorni desidereremo conoscere anche chi magari per vari motivi non ci frequenta. È un'opportunità per conoscere il territorio, per conoscere l'agricoltura e per conoscere una parte dell'agricoltura che si occupa di sociale. Noi abbiamo sempre collegato il metodo dell'agricoltura biologica e di un'agricoltura sostenibile a programmi di inclusione e di educazione. Vediamo anche, possiamo vedere, diciamo, qualche slide, qualche... Sì, proprio il tema dell'ecologia integrale, dell'educazione alimentare caratterizzeranno tutte queste occasioni. Ci saranno delle degustazioni, delle visite guidate, ma tutte immerse nel verde, perché bisogna riscoprire, tutti noi dovremmo avere una maggiore attenzione nei confronti di chi sta ai margini e di chi ovviamente lavora, perché l'agricoltura sociale è fatta di aziende agricole, di piccole e medie dimensioni e di cooperative sociali che hanno l'obiettivo di lavorare per la comunità locale, lavorare perché ci sia una maggiore occupazione di chi ha più difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e di fare attività di educazione e di informazione. Allora, vorrei andare subito a immergerci nel verde. Lo facciamo con Francesco Aloi, con Giorgio Nichele. Magari ci racconta che cosa si fa in questi giorni, da oggi fino a domenica, nell'Oasi Didattica Frutti degli Iblei. Sì, dunque, innanzitutto è importante specificare che noi oggi non parteciperemo all'evento, ma inizierà domani e dopodomani, quindi il 5 e il 6. Saranno delle giornate di sensibilizzazione al mondo del carcere, dei carcerati, dei migranti e dell'accoglienza ai immigrati, e si svolgeranno delle attività ben precise legate alla mission della nostra cooperativa, quindi attività di educazione alimentare, educazione ambientale, attraverso poi domenica dei laboratori e preceduti da raccolta
riconoscimento, raccolta erbe spontanee. Eh sì Angelo, perché qui si dà molta importanza all'ambiente, naturalmente siamo in mezzo alla natura, ma si dà importanza anche e soprattutto alla persona. Qui trovano una seconda opportunità gli ex detenuti, i migranti, le persone che appartengono alle cosiddette fasce deboli della popolazione. Questa attività da quanto tempo va avanti? Sono 22 anni, dal 2003. Abbiamo compiuto i 20 anni qualche anno fa, quindi è partita con il progetto Dolci Evasioni, sempre presso il carcere di Siracusa, e poi è arrivata nel 2015 con il progetto Frutti degli Iblei, che si è realizzato grazie alla Fondazione Val di Noto e grazie alla Diocesi di Siracusa, che ci ha messo a disposizione questo terreno, quest'area rocciosa, aspra, indubbio, ma che per noi costituisce una pietra d'angolo, la pietra d'angolo sulla quale costruiamo il messaggio educativo, che per noi è uno strumento per poter riuscire a donare nuova dignità, nuova vita, e costituire quindi nei due ambiti lavorativi, in questo in particolare, il ritorno è terribile, dei luoghi di cura veri e propri, Francesco, dei luoghi di ripartenza. Sì, vorrei tornare di nuovo a Cacciola qui in studio, quindi la natura non solo per offrirci diciamo una sana alimentazione e comunque un modo di vivere che non è quello stressante di tutti i giorni, insomma ritroviamo un po' di serenità quando si va in campagna, ma anche c'è questa mission sociale fondamentale e importante di inclusione. Sì, per noi questo è estremamente importante. Se facciamo delle attività che valgono per chi è più fragile, queste attività saranno ottime per tutti quanti. Il contrario invece non è dimostrato. Come abbiamo visto, si tratta di storie non così da copertina, sono storie vissute negli anni di operatori che si sono messi in gioco e che hanno aperto le loro vite e le loro aziende ad altri che poi hanno fatto un percorso di dignità e anche di inserimento a pieno titolo. Un po' questa è la storia di queste 42 aziende, ma sono molte di più. In Italia parliamo, l'Istat ha censito almeno 1 migliaio di aziende che si occupano di questo, c'è una legge nazionale, c'è anche un decreto regionale, dobbiamo fare un po' il tagliando a questa legge nazionale, bisogna modificarla e aggiornarla. Noi nell'ultimo periodo, soprattutto a livello nazionale, abbiamo notato una disattenzione negli ultimi 5 anni almeno, e invece bisogna rilanciare questo patrimonio, che è un patrimonio civile e sociale di tutta la nazione. Un po' questa è la nostra sfida. Porte aperte il 4, 5 e 6, ma porte aperte che rimarranno per le scuole, per la comunità, per le persone che hanno maggiore difficoltà, ma con un progetto, non con una idea di assistenza. Prima di tornare di nuovo a Francesco Aloi, al suo ospite, percorsi di educazione alimentare anche. Sì, perché la scelta dell'agricoltura biologica, anche la cooperativa L'Arcolaio ha fatto da tempo questa scelta, una delle prime cooperative che si è occupata di questo in Sicilia, è una scelta che è al contempo etica, è una scelta agronomica, ma è una scelta che ha come obiettivo la qualità della vita e la salute delle persone. Troppe patologie sono correlate a ciò che mangiamo e a un cibo spazzatura, o un cibo pieno talvolta di elementi e di chimici che certamente non lo fanno diventare migliore. Allora la scelta della qualità della vita è fatta di questo, ma è fatta anche di un laboratorio del gusto, di una degustazione. I bambini vengono da noi e per la prima volta fanno la merenda con il pane condito, come si dice in Sicilia, cunzato con l'olio, no? E capiscono qual è l'importanza dell'olio, assaporano un sapore diverso che non è di un cibo industriale. Allora, in una parola, l'agricoltura sociale è un'esperienza che si può fare, che è aperta a tutti. Nell'educazione alimentare noi abbiamo investito molto, tra l'altro, ripeto, anche nella legge c'è un esplicito riferimento all'educazione alimentare e che noi pratichiamo in tante delle nostre realtà. Noi siamo presenti in 9 regioni, questa iniziativa coinvolge dalla Lombardia fino alla Sardegna, la Calabria e la Sicilia. Allora, torniamo da Francesco Aloi.
Noi qui stiamo godendo della bellezza, della tranquillità del posto. Siamo tra rosmarino, origano, tantissime erbe aromatiche. Cosa c'è qui coltivato oltre a questo? Qui abbiamo delle aromatiche impiantate da noi nel 2015, poi a seguire negli anni successivi, e abbiamo delle piante spontanee. Impiantate abbiamo rosmarino, abbiamo salvia, abbiamo origano, sempre riprodotti utilizzando le stesse talee delle piante madri, diciamo, e poi abbiamo piante spontanee come il finocchietto, che trasformiamo noi in laboratorio facendo del pesto, raccogliamo i semi, ma in questo periodo la foglia, abbiamo del timo, abbiamo della calendula, di levicriso e tante altre piante della menta selvatica. Diciamo che ancora non è periodo di raccolta. Non è ancora periodo di raccolta per alcune specie, per altre sì. Stiamo raccogliendo in questo periodo le foglie del finocchietto che stanno nel nostro laboratorio, grazie ai nostri ragazzi a Cavadonna, diventeranno a breve del buonissimo pesto tipico siciliano a base di finocchietto, di foglie di finocchietto. Ed è un messaggio molto bello quello che voi lanciate, la seconda opportunità per tutti. Angelo. Grazie Francesco, noi ci dobbiamo salutare, dobbiamo fermarci per quanto riguarda questo primo segmento di trasmissione. Un'ultima battuta, alla fine poi la nostra terra, la Sicilia, è una terra di accoglienza? Certamente, una terra d'accoglienza, l'agricoltura storicamente è un luogo dell'accoglienza. Chi aveva più difficoltà poteva stare dentro un'azienda agricola. I processi produttivi industriali tutto questo l'hanno un poco eliminato, quindi facciamo una proposta che vale per tutti ed è una proposta possibile. In questi giorni potete consultare nei social, nel nostro sito il programma, e basta telefonare, prenotarsi, non arrivare lì improvvisando, e vi sarà detto cosa si può fare, gli orari e tutto. Grazie al dottore Salvo Cacciola, che è presidente di BIOAS, cioè Bioagricoltura Sociale. Grazie anche a Siracusa, al nostro Francesco Aloi, e con lui Giorgio Nichele, che è responsabile dell'Oasi Didattica Frutti degli Iblei. In bocca al lupo per, Grazie a voi. Grazie a queste grandi e belle, diciamo, organizzazioni, di questi grandi, diciamo, perché sembrano delle piccole cose, ma poi sono fondamentali per tutti noi, per approcciarci anche a un modo, a uno stile di vita diverso, a vedere la giornata anche da un punto di vista diverso. Grazie ancora, ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo in studio e stavolta parleremo di altro, parleremo di un fenomeno che sta imperversando sul web, il fenomeno Ghibli, e cercheremo di capire di cosa si tratta. A dopo. Allora, buongiorno, bentrovati di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ritrovo in studio un amico che è Totò Calì, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Vignettista. Totò, prima di andare in onda mi ha fatto una domanda, il Catania che fa? No, vabbè, lo scopriremo domenica. Però dai, in questo momento parliamo d'altro stamattina. Stamattina parliamo di questo fenomeno Ghibli. Allora, intanto mi faccio sto uso all'ottima. Questo non dipende da me. Buon pomeriggio Sicilia, ce l'avete? No, ancora no, ci organizziamo. Organizzatevi. Organizziamo. Allora, intanto cos'è questo Ghibli? No? Perché sembra che, perché molti preparano questi filmatini ma non sanno neanche di che stanno parlando. Perché? In realtà questa Ghibli mania è legata a uno studio che si chiama Studio Ghibli, fondato dal regista Miyazaki, il quale giapponese, il quale ha fatto dei bellissimi film di animazione che parlano molto di anima, di rapporto, di relazioni, con una linea molto pulita, sempre in stile anime, che anime sarebbero i cartoni animati, i manga invece sono i fumetti. Stiamo vedendo qualcosa, adesso vediamo qualcosa. È esplosa questa cosa, questo fenomeno, però bisogna capire se noi siamo apocalittici o integrati, diceva Umberto Eco, cioè gli apocalittici sono quelli che vedono la minaccia dappertutto, gli integrati sono quelli che dicono abbiamo l'opportunità, c'è la disponibilità di questo strumento, utilizziamolo. Però vedi, è sempre il fine, no? Con cui vengono utilizzati gli strumenti. Ma non solo in questo caso. Non in questo caso, attenzione. Voglio dire, il fatto che si possa utilizzare questo stile
questo strumento in questo modo, in questa maniera giocosa, è una cosa che succede da sempre, voglio dire, con Van Gogh hanno fatto magliette, cappotti, sciarpe, utilizzando addirittura i quadri di Van Gogh. Qui tutto sommato viene utilizzato lo stile ma non proprio i disegni originali. Ecco, questo sei tu. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Saluto me stesso. Questa è una cosa molto divertente. Per chi ha gli strumenti mentali per comprendere che è un gioco, che è uno scherzo, è una cosa molto divertente. Per chi invece non ha questa capacità di saper capire che quello che stai facendo non è una cosa che stai facendo tu, ma è una cosa che tu scrivi, fammi Gagliano nello studio di Antenna Sicilia, però con la consapevolezza che non l'hai fatto tu, ma l'hai solo scritto e poi c'è un'elaborazione di un algoritmo. Abbiamo Edoardo Sergi anche, abbiamo visto in questa composizione. Sì, ma l'ho fatto anche per me, ci sono anch'io, non in questi perché voi non ce l'avete. Ci sono un po' tutti. Questa è Emanuela Corsi, la nostra collega della rassegna stampa, è tutto a posto. Ed è una cosa, stavo dicendo, divertente, se hai gli strumenti per capire che quello che stai facendo non l'hai fatto tu, ma l'ha generato qualcun altro. Però il problema, sai qual è a questo punto? È perché magari i ragazzi lo fanno in maniera inconsapevole, hanno questo strumento che è il telefonino e attraverso l'intelligenza artificiale, perché si fa attraverso l'intelligenza artificiale, tutto questo, un'applicazione legata a ChatGPT, si possono sviluppare, si possono fare queste. Questo è Trump, ad esempio, quello che abbiamo visto, che stiamo vedendo. Trump fa anche di peggio. Fa anche di peggio. No, però il problema è che fino a che punto non si, in alcune circostanze non si va ad invadere il campo di determinati diritti che non si posseggono. In questo caso appunto il problema può essere quello del copyright legato allo studio Ghibli, ma non so, questa è una controversia giudiziaria da indagare. Molto complicata fra le altre cose. In quanto le immagini di fatto non sono quelle dello studio Ghibli, ma sono su quello stile, quindi non sono di fatto loro. E quindi lo stile non è tutelato dal copyright? Lo stile, sai, quanti dipingono in stile Van Gogh, in stile Picasso, in stile... Certo non è che gli fanno una causa. Denuncia, però chiaramente perdono di quella che noi potremmo definire l'identità, cioè non hanno identità. Infatti tutti questi prodotti non hanno identità, ma hanno anche un altro difetto, che nel momento in cui lo possono fare tutti perdono anche di valore. Ma il tema può essere, ti faccio adesso una provocazione, può essere qual è, visto che ci sono questi nuovi strumenti, ci sono queste nuove tecnologie, diciamo così, che si possa mettere in discussione il futuro anche dell'arte stessa? Secondo me si mette in discussione un'altra cosa, che è il discorso che la percezione che noi abbiamo nel momento in cui utilizziamo questo strumento è che possiamo fare tutto. Possiamo creare tutto, possiamo realizzare qualunque cosa. In realtà è una percezione sbagliata, perché non è vero, perché nel momento in cui ci tolgono davanti lo strumento non possiamo farlo. Almeno una volta, parlo di 10 anni fa, 15 anni fa, per utilizzare il computer dovevi saper utilizzare il programma. Oggi col nuovo aggiornamento che io ho fatto del telefono, tu questa cosa te la ritrovi là, devi solo scrivere fammi un romanzo, ora per parlare di un'altra cosa, alla stile di Victor Hugo, tipo I Miserabili. E quello ti fa 400 pagine di libro, che tu dici è il mio libro, ma non è il tuo libro. Certo. Quindi chi non ha gli strumenti critici per capire e anche l'intelligenza per capire che questo è, in questo caso, un gioco e niente più, rischia di pensare di poter fare queste cose e che queste cose le ha fatte lui. È chiaro che poi c'è il discorso del copyright, infatti ChatGPT mi pare che stia bloccando la possibilità di utilizzare, io ho provato a scrivere fammi Topolino che mangia la torta e ChatGPT dice
Topolino non lo posso fare perché ci sono dei diritti di sono- copyright, posso farti una cosa simile. Ci sono stati comunque già delle questioni, sono state sollevate già queste questioni, anche OpenAI è stata coinvolta in una, come dire, in una causa legata ai diritti, ci sono molte limitazioni, si stanno riscrivendo le limitazioni all'utilizzo Adesso di questi strumenti. siamo in un momento, come dire, in cui bisogna comprendere effettivamente come si deve utilizzare e come non si deve esagerare nell'utilizzo di questi strumenti. Allora è un problema di educazione. È sempre un problema di educazione. Quello Educazione nel senso all'utilizzo dello strumento. Sì, all'utilizzo dello strumento, anche perché lo strumento non viene utilizzato solo da gente adulta, ma viene utilizzato soprattutto nelle scuole medie, nelle scuole... Anche nelle scuole superiori, dai. Scuole superiori, stavo per dirlo. E purtroppo anche all'università, dove si scrivono intere tesi con l'intelligenza artificiale. Questo cosa ci fa capire? Che vivendo in questo mondo che diventa il mondo del principio del piacere, cioè dove non devi fare nessuna fatica cognitiva nel pensare una cosa, poi realizzare questa cosa, si arriva a un'anemia della creatività che è assoluta, e quindi questo in qualunque sfera della nostra vita ci porta a fare ragionamenti così impressionisti, semplici, cioè a non porci le domande, a fare riflessioni importanti e profonde sulle cose che ci accadono, che come abbiamo visto anche nei fatti di cronaca ci può portare anche a fare scattare atteggiamenti e comportamenti che sono anche violenti. Perché nel momento in cui io posso avere tutto e tu mi togli quel tutto che io posso avere perché sono abituato ad averlo, e poi ci sono delle reazioni strane, incontrollate, delle reazioni che non sono normali. Carmelo, Totò, scusi, ti volevo ringraziare. Carmelo, io non ci sono. No. Mi è venuto Carmelo, non so perché. Però adesso, Totò, ti volevo dire, il tempo nostro è scaduto, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo visto delle cose anche molto carine, però chiaramente la riflessione di questa mattina, in questo tempo così ristretto, va estesa assolutamente, e vanno fatte queste considerazioni che abbiamo fatto soprattutto nell'ultimo segmento, quello dell'educazione e quello che può essere poi anche da un punto di vista personale un desiderio di rivalsa, un desiderio di voler fare veramente, io voglio fare questa cosa, non c'è bisogno che la faccia una macchina al posto mio. Ecco, sì, questo potrebbe essere la riflessione profonda che andrebbe fatta. Grazie a Totò Calì che stamattina è stato con noi. Vado di corsa perché fra poco qui in studio ci occuperemo di musica, quindi noi passiamo da un argomento all'altro come è giusto che e sia. vedremo se la musica in questo caso si è fatta condizionare dall'intelligenza artificiale. Lo chiederemo al nostro ospite, oppure no, se è tutto praticamente scritto su un pentagramma, scritto con le parole, scritto e costruito passo dopo passo. Per quanto mi riguarda ci vediamo domani al punto di con Luca Ciliberti alle 14:30 su Telecolor. Grazie ancora a Totò Calì. Ci fermiamo, restate con noi. Allora, dicevo prima, avremmo parlato di musica. Buongiorno a Reni Zappato. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Buongiorno a Il voi. suo ritmo particolare di oggi è quello di Good Boys. Good Boys. Buoni ragazzi, bravi ragazzi, che poi sarebbe una sorta di presa in giro, perché bravi ragazzi erano i Good Boys negli anni 50, erano i ragazzi quelli dritti, no? Una sorta di simil gangster di serie B, però funzionavano, erano molto simpatici, le ragazze impazzivano per i Good Boys, e questo è un inno che ho fatto io al rock and roll di quell'epoca, però ovviamente con tematiche moderne, suonato anche in maniera particolare. Quindi prima ho detto a Totò Calì che l'intelligenza artificiale condiziona ormai la nostra vita, incomincia a condizionarla in tutti i campi. La prima domanda che ti avrei fatto io, quando hai scritto questo pezzo, se hai utilizzato l'intelligenza artificiale oppure ti sei messo là a scrivere il testo, a scrivere le musiche? No, guarda, questo testo io l'ho scritto 20 anni fa. Quindi siamo a posto. Perciò ancora non c'era forse neanche internet. 20 anni fa, anzi 25 anni fa per l'esattezza, 25 anni fa, e poi l'ho messo in un cassetto. Questo è un brano che è uscito dal cassetto in pratica,
il testo Good Boys, con tutte queste ragazze, le corse delle macchine degli anni 50. Però è molto intriso di catanesità. Eh sì, perché io sono un catanese doc, sebbene ho spazio un po' a 360 gradi, mi ritengo un rocker dei due mondi, perché vado spesso in America. Tu hai vissuto in America tanto Ma io l'America l'ho frequentata tantissimo, ho vissuto proprio gli Stati Uniti in tutto e per tutto, dal rockabilly al country western, al punk rock, al rap pure. Nel 96 quando ho iniziato a fare rap ho fatto questo esperimento. Quindi un'esperienza a 360 gradi. Un'esperienza a 360, ma io mi sento un artista a 360 gradi, faccio anche cinema, faccio fiction, faccio un po' di tutto. Mi diverte, la passione che mi trascina da quando avevo 12 anni. Allora facciamo una cosa, sentiamo, Sì. grazie alla regia, anche una pillolina di Good Boys, magari poi torniamo in studio. C'è anche un videoclip che ha legato E appunto per questo vediamo e sentiamo. la regia di Francesco Mariatta. E vediamo un po', sentiamo. Sì, grazie. Allora, abbiamo visto una sfilza anche di bravi ragazzi, li stiamo continuando, Bravi ragazzi. li stiamo continuando a vedere. C'è molto del ritmo proprio rockabilly in Sì, questo. è un rockabilly con tematiche moderne, non è il classico rockabilly degli anni 50, è il neo rockabilly degli anni 80. Io sono ragazzo degli anni 80 che in quel periodo iniziavo a cantare con dei compagni di scuola, erano i Rhino Rockers, per poi procedere da solo come cantante solista fino a arrivato a Good Boys, quest'inno prodotto dalla Tequila Records di Debbie Licciardello, che saluto, che mi sta seguendo, la mia compagna di vita, tra parentesi, che mi segue sempre in queste mie vicissitudini musicali, praticamente da un sacco di anni. Ci sono un sacco di influenze in questo nuovo lavoro che arrivano direttamente dall'altra parte dell'oceano. Sì, arriva dall'altra parte dell'oceano, dall'America, da Santa Mesa, esattamente in California, dove ho inciso questo brano con il gruppo di Julian Ness, che sarebbe il figlio di Mike Ness, il frontman della punk rock band rock star Mike Ness dei Social Distortion californiani. Infatti il sound è molto californiano. Io ho cantato questo brano sia in inglese che in slang californiano, apposta per far vedere che il rock and roll si può fare anche in italiano, e non siamo rimasti ai tempi di Little Tony e Bobby Solo che cantavano il rock and roll e rockabilly in italiano, sebbene con Bobby Solo ho fatto una collaborazione per Sanremo l'anno scorso, 2 anni fa. Purtroppo non è andato in porto, però questo singolo è l'apripista dell'album che uscirà a fine aprile, dal titolo Un vecchio giubbotto di pelle. Molto in tema, fra le altre sì, cose. un brano scritto e arrangiato da Claudio Greg Gregori del duo Lil e Greg. Ti volevo chiedere, fra le altre cose, a proposito di cose da fare, ci sono momenti dal vivo a cui magari stai pensando o comunque che stai già facendo? Sì, io mi sto organizzando con un tour che inizierà a fine aprile con l'uscita dell'album, farò uno showcase per la stampa, ovviamente sei invitato. Grazie. Stiamo vedendo il posto perché voglio che sia una festa proprio di rock and roll, con amici, giornalisti, per far capire che la Sicilia è collegata all'America e il rockabilly di Good Boys viene collegato al mio mondo musicale che è a 360 gradi. Senti, mi viene da una sorta di metafora. Sì. Tu dicevi la Sicilia all'America, quindi questo ponte. Sì. E c'è un ponte tra il passato e il futuro del rock and roll in questo tuo Allora, in pezzo? America è ritornato il rock and roll, il rockabilly degli anni 50, però ovviamente con tematiche moderne. Si chiamano adesso Greasers, non si chiamano più né Teddy Boys né Rockabilly, si chiamano Greasers, si rifanno agli Outsider degli anni 50, alla James Dean, fanno le corse con le macchine, ci sono dei gruppi, dei clubs, si chiamano Greasers proprio perché usano brillantina, macchine anni 50 rettificate come le faceva James Dean del Gioventù Bruciata, gli Hot Rod, insomma c'è tutto un mondo
un mondo che non è un mondo di nicchia neanche, perché mi ci metto in Un giro. mondo allargato, dai. Siamo molto allargati, però non siamo nazional popolari, però per adesso va bene così, sebbene io credo che questa musica prima o poi diventerà di nuovo, tornerà ai fasti di una volta degli anni 50-60, quando noi eravamo, forse neanche c'eravamo. Assolutamente no. Però i nostri genitori ascoltavano, ti posso dire, Elvis Presley, in Italia Little Tony, Bobby Solo, Michele, Ricky Gianco, eccetera. Allora, io lo spero proprio. Salutiamo e ringraziamo per essere Grazie stato con noi a voi. stamattina Reni Zappato e la sua Good Boys. Good Boys. Bene, ci fermiamo, ci sono le pillole di Almanacco, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Torniamo fra poco. Oggi è la giornata mondiale contro le mine. 30 anni fa un movimento di attivisti si unì con un obiettivo comune: lanciare una campagna globale per il bando delle mine anti-uomo. Il loro impegno ha portato a risultati straordinari. Grazie a questi sforzi più di 55 milioni di mine sono state eliminate e oltre 30 paesi sono stati dichiarati liberi da questi ordigni pericolosi. Ma come si è formata la Luna? La principale ipotesi per spiegare la formazione della Luna è quella dell'impatto gigante, secondo cui durante i suoi primi 100 milioni di anni la Terra fu colpita da un altro pianeta di dimensioni simili a Marte, chiamato Theia. Dopo l'impatto, molti elementi pesanti dei due pianeti, tra cui ferro e nichel, rimasero sulla Terra, formandole il nucleo, mentre la materia rocciosa più leggera fu scagliata in orbita. A poco la gravità fece aggregare i detriti formando la Luna. E siamo a venerdì, è il momento di conoscere che fine settimana ci riservano le stelle. Per questo ci affidiamo. Buongiorno a Marco Amato, ciao! Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. E allora, che cosa ci dicono le stelle per questo fine settimana? Un fine settimana decisamente movimentato, visto che a tenere banco sarà proprio il pianeta Urano. Urano è il pianeta dei cambiamenti, Urano è un pianeta dell'originalità, dell'idealismo. Pensate che nel sistema planetario Urano è l'unico pianeta che ha un asse di rotazione che giace quasi sul piano equatoriale, il che fa di lui un rotolante, ovvero mentre tutti gli altri pianeti ruotano, Urano rotola. Di qui sempre l'originalità del pianeta, che è sempre stato associato a tutto quello che è nuovo e diverso, che è il cambiamento repentino, ma soprattutto allo stile proprio. Urano rappresenta la forza di decisione, nello zodiaco è pianeta dell'Acquario. Dunque Urano in questo momento si trova in Toro, è un transito lento che è durato quasi 7 anni e che proprio quest'anno nel 2025 cambierà per i Gemelli, e sarà questo un segnale epocale, ma di questo ve ne parlerò tra qualche mese. Cosa accade invece oggi? Che l'austero Saturno e il forte Marte si connettono proprio a Urano, creando una triade assieme al segno zodiacale dei Pesci e del Cancro su questo Urano in Toro, che sembra assicurare col suo decisionismo tutta un'azione gestita da Marte assolutamente protettiva e rivoluzionaria, ma sotto il controllo vigile del razionalissimo Saturno, quindi nessun colpo di testa, ma sicuramente delle maturazioni, dei cambiamenti che intervengono su tutto lo zodiaco, rendendo Toro, Pesce e Cancro i protagonisti di questo fine settimana. Ma cosa fa tutta la ruota zodiacale? Ve lo racconto. L'Ariete sotto questi transiti starà un po' a guardare. Per una volta il capitano dello zodiaco, l'Ariete, si fermerà un po' a osservare quali sono i movimenti intorno a lui e non quelli che per l'ennesima volta dovrebbe generare lui. Ha fatto già abbastanza, quindi adesso osservate un po' le evoluzioni che si creeranno proprio in quei fatti che vorreste che maturaste e che matureranno.
Toro, la giornata di oggi è una giornata molto importante perché segna proprio quel momento zodiacale promesso in cui il Toro si riprende assolutamente. Le cose vanno decisamente bene, non subite più Urano, anzi per una volta, la prima dopo 7 anni, state provando a cavalcarlo, a guidarlo verso qualcosa di costruttivo e ci riuscirete come, soprattutto per quello che riguarda amore e lavoro. Forza Toro! Gemelli, i gemelli sono un po' discosti da tutto questo movimento planetario di questo fine settimana. Loro hanno Giove e quindi con il loro positivismo e il loro brillare sono assolutamente un pochino più interstiziali rispetto a tutto e a tutti. Si divertiranno comunque a osservare una serie di dinamiche di rapporto in cui saranno coinvolti, ma non troppo. Cancro, la giornata di oggi presuppone l'inizio di un weekend veramente molto forte. Il Cancro ha dovuto cambiare molte cose negli ultimi mesi nella sua vita, adattarsi, prendere delle decisioni importanti, ci siamo quasi, ed è proprio da questo weekend che maturerete la linea direttiva. Un Cancro che si riprende una forte personalità decisionista. Non siamo più in un periodo di mollezze o di romanticità, ma di grandi prese di posizione. Leone, a proposito di grandezze a cui non bastano mai al segno del Sole, che rimane saldamente ancorato al suo bel trigono con il Sole in Ariete per adesso, per cui un Leone assolutamente desideroso d'estate, di voglia di far bene, non curante del fatto che il metodo a volte potrebbe salvarvi da alcune questioni di lavoro, ma per adesso pensate più all'amore, è meglio. Vergine, questo weekend per voi è un weekend assolutamente di sollievo, proprio perché i pianeti vi danno assist molto positivi. Uscite da una fase di stallo, conquistate comunque dei mezzi, degli strumenti per poter finalmente agire dopo essere stati in panchina per troppo tempo. Date sfogo quindi alla fantasia e decidete un po' più da voi stessi per voi stessi, estensioni professionali e responsabilità nuove che vi coinvolgeranno. Bilancia, questo è un weekend tutto dedicato invece al filosofeggiare in amore, proprio perché farete il computo di ciò che accade e di ciò che non accade, e perché la bilancia a volte è un po' filosofica e rovella un po' molto sulle faccende di cuore. In realtà è tutto molto più semplice di come lo vedete, semplicemente certe cose che non andavano non vanno più, inventatevene di nuove. Scorpione, questo assetto planetario per voi fa una specie di terremoto apparente che però porta a galla tutte le opzioni altre che finalmente potrete valutare. Sarà proprio Marte in Cancro e Saturno in Pesci a gestire quell'Urano che vi dice che è ora di cambiare, e lo farete assolutamente con metodo e senza troppe tragedie. Sagittario, un weekend assolutamente distante da voi per natura. La configurazione planetaria non vi apparterrà molto, più che altro valuterete i limiti degli altri e non qualcosa di centrato su voi stessi, i limiti di una situazione, quali possono essere i rischi e pro e contro di un procedere, di un investire in determinate direzioni piuttosto che altre. Capricorno, per voi è ottimo il weekend, proprio perché questo assetto planetario, seppure Marte sarà un po' urticante per voi, è un weekend che vi dà ragione. Quando al Capricorno viene data ragione si rafforza notevolmente. Una vittoria tra poco prevista. Cercate però di essere un po' meno duri, perché quel Marte vi rende un po' troppo spartani. Acquario, per voi è un assistere a delle dinamiche già predette. Si sa che l'Acquario è il segno del futuro, l'Acquario è un anticipatore e quindi tendenzialmente si troverà in situazioni che confermano un po' le sue intuizioni. Un Acquario un po' divertito questo weekend, che trova riscontro in nuovi rapporti sentimentali. L'Acquario in genere è inafferrabile. Chi ama un Acquario in questo weekend sappia che è il momento giusto per afferrarlo. Pesci, tra i più potenti dello zodiaco in questo weekend, proprio perché il Saturno che agisce con Urano e Marte è nei vostri gradi. Godete quindi di un'austera razionalità, di un forte controllo sulle cose, assolutamente più
più divertiti e finalmente parte un progetto che carezzavate da tempo, quindi forza pesci, impegnatevi. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend e un ottimo fine settimana. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo lunedì con te e adesso intanto andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti più significativi nel fine settimana nella nostra regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Domenica 6 aprile torna l'appuntamento con La Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che apre gratuitamente le porte di musei, parchi archeologici e luoghi d'arte statali. Ogni prima domenica del mese, anche questa volta, dunque, niente biglietto per visitare i principali siti culturali regionali, come disposto dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Palermo celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, domenica 6 aprile presso il Teatro Politeama Garibaldi e Piazza Ruggero VII a partire dalle ore 18. Erbario dei miti, alla scoperta di antichi mestieri. È il laboratorio ludico-didattico per i bambini in programma domenica 6 aprile all'Orto Botanico di Catania dalle 10:30 su prenotazione. Una vera e propria avventura all'interno del giardino scientifico dell'Università di Catania, andando alla scoperta dei miti e delle leggende nascosti tra i colorati e labirintici viali dell'Orto Botanico. Il tour dei teatri di Michele Zarrillo fa tappa anche in Sicilia. Sabato 5 aprile alle 21 il celebre artista sale sul palco del Cineteatro Golden di Palermo e domenica 6 canta sul palco Teatro Vittorio Emanuele di Messina. A Palermo, Luca Manfredi dirige Flavio Insinna e Giulia Fiume per la celebre commedia Gente di facili costumi del 1988. Lo spettacolo va in scena questo fine settimana al Teatro Al Massimo. Questo fine settimana va in scena la 21esima edizione di Melting Folk, suoni di corde fra i due mari. Festival incentrato sulla mescolanza delle tradizioni originali dei vecchi continenti e un viaggio tra dinamiche passate e presenti, che ha come assoluti protagonisti gli strumenti a plettro e a corda. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Siamo quasi in chiusura, ma prima torniamo ai quotidiani. Emanuela. Ti faccio vedere due notizie veloci. Angelo, dal Giorno, questa foto, Federica Brignone che purtroppo è caduta ai campionati italiani. La campionessa si è rotta tibia, perone e crociato anteriore. Tempi lunghi per il recupero, incognita Olimpiadi. A rischio le Olimpiadi. E quindi insomma tanti auguri a Federica Brignone. E poi chiudiamo con questa notizia sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Leggiamo: miracolo della barese in carrozzina dopo la visita dell'INPS, si alza e cammina. Bella notizia questa, devo dire, un miracolo davvero. Allora, grazie ad Emanuela, noi ci fermiamo qui, ci troviamo la prossima settimana con Buongiorno Sicilia, torna lunedì infatti. Per chiudere, chiaramente il buon compleanno, chiaramente il 4 aprile 1981, a che cosa? Un grande successo del passato, non è un compleanno ad una persona, ma un singolo di tanti anni fa. Gioca Jouet, chiaramente Claudio Cecchetto, lo risentiamo nell'originale, sentiamo.